Vernacolieri e vernacoliere, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il supplemento a Vernacolando. Ma non perdiamo tempo e passiamo subito le parole alla Boscola. Boscola, vai! Ecco, brava. Vedago e parole. Prima parola, case praticamente dagli Aeto fine in Italia. Fracaccioppi. Questa sarà, vedete, da dirmi in Italia. E stata parola, invece dall'italiano fine agli Aeto. Geoni, come se che ti odisi. E Mister X di questa puntata è... Allora, dai, a parte gli scherzi, veniamo alle traduzioni. Caro Roberto, sentiamo che cos'è il fraccacioppe. Via. Il fraccacioppe non avevo inteso, però il gelone sì, te l'avevo mandato via SMS. Okay. Il fraccacioppe comunque è una persona poco affidabile da mandarsi dietro, da mettersi dietro, no? Il fraccacioppe. Il fraccacioppe. Cioè, dice una persona così, insomma, poco affidabile, sì. poco seria. Mentre per il gelone sono sicuro che si tratta di buganza. Buganza, interessante. Sì. Gelone buganza. Sì. Ai che mal de panza. Ecco. Esatto. No, vabbè. Allora, Ecco. la buganza, io l'ho segnato e questo è secondo me una buona traduzione. No, questa Sì, perché si tratta della famosa buganza che ti viene d'inverno quando metti i piedi congelati davanti a una fonte di calore. E vi fuori buganze. Vi fuori buganze. Grazie Berto, intanto in bocca al lupo per Grazie Berto per la tua piccola testolina. Allora, Allora, forza, bocca al lupo. Ciao, grazie di tutto Berto. Boscola, vai con le soluzioni, su! Dunque, soluzione innanzitutto. Prima parola, fraccaccioppi. Questo come si dice in italiano? No. Ma te lo dico. Panciuto. Ma si pensa, dice. Uno che ha capito. mondo di panza. Fraccaccioppi. Qua. È stata parola, già la parola gelone. E tu che avevi da dirmi praticamente in dialetto dai tuoi parti. Buganza. Bene, per la rubrica La spiegazione di un cognome veneto passiamo la parola all'esimio professor Elkaneja. Cari vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo appuntamento con l'origine di un cognome veneto. Il cognome di oggi è un cognome piuttosto diffuso, il cognome Guidolin. Dunque, il cognome Guidolin deriverebbe dal diminutivo del personale Guido, proveniente dal longobardo e francone Guido o Guido, che traduce il tema vid a seconda dei casi con il significato di legno, bosco o foresta, oppure di lontano da confrontare con l'inglese wide. Ricordiamo tra i Guidolin famosi l'allenatore Francesco Guidolin. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Se sarà